Adele Falcetta, presidente di Italia Nostra, un incarico che è stato rinnovato. Ecco, quali sono gli obiettivi della nuova presidenza di Italia Nostra qui ad Agrigento e provincia? Ci siamo messi subito al lavoro con un direttivo nuovo e pieno di entusiasmo e molto coeso. I programmi sono tanti, naturalmente continuiamo il nostro impegno contro il progetto di realizzazione del rigassificatore, un impegno iniziato già tanti anni fa che ora prosegue e facciamo parte anche come Italia Nostra di un comitato costituito da più associazioni e cittadini che ha proprio questo scopo. E al di là naturalmente di quello che rimane il quotidiano impegno di tutela, abbiamo in programma anche delle iniziative culturali che copriranno sicuramente tutta questa estate. La più immediata avverrà il 23 giugno alle 17 al Collegio dei Filippini e ci occuperemo della figura di San Calogero da un punto di vista culturale, storico, un po' affronteremo gli aspetti sia della fede che della tradizione, della storia per quello che è possibile, e avremo due studiosi importanti che si occuperanno dell'argomento, cioè Settimio Biondi e Don Vincenzo Lombino. Durante il mese di luglio poi abbiamo anche in calendario la partecipazione alla presentazione di alcuni libri sono eventi che comunicheremo a breve, così come in preparazione un importante convegno che riguarda le torri medievali di avvistamento lungo la costa dell'Agrigentino. Ma c'è anche tanta altra carne al fuoco e via via renderemo noto quello che andremo programmando.